Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di calcio a 5. Siamo in collegamento con Diego da Ros, pivot dello Sporting Musile. Innanzitutto, Diego, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buongiorno e grazie a voi. Allora, Diego, per prima cosa, come sei approdato allo Sporting Musile? Come sono andate le trattative? Allora, diciamo che con il presidente Andrea Segato, presidente appunto dello Sporting Musile, c'erano stati dei contatti già verso a fine campionato scorso e poi mi sono preso alcuni giorni dove ho staccato completamente la spina e avendo ricevuto anche poi altre offerte, ho valutato qual era la miglior situazione per me, per il mio futuro e sicuramente con il Musile c'è stato un grande corteggiamento da parte del presidente e ho ritenuto che fosse stata la scelta migliore per me, anche poi in base al progetto che aveva la società, che è quello di andare subito in C2 e quindi salire di categoria. Ma al di là del progetto e del lungo corteggiamento, che cosa ti ha colpito in particolare dello Sporting, in modo tale da appunto sceglierlo? Allora, che hanno fatto sì che scegliessi Musile, anche il mister Furlan che è stato confermato, che già in passato ho avuto il piacere di giocarci insieme, diciamo, e poi il percorso che hanno fatto l'anno scorso penso che parli da solo e c'è ancora grande entusiasmo e grande volontà di fare bene. Perciò scendere di categoria non mi è pesato affatto, anzi lo faccio volentieri per il progetto che c'è in atto. Parliamo di te, Diego. Tu hai una carriera piuttosto lunga, piuttosto corposa, ce la puoi riassumere? Sì, io dopo il calcio 11 inizio a giocare a calcio 5 intorno ai 24 anni, dove ho iniziato con gli All Blacks in C2 a San Fiore, poi sono andato a Marino Giallo-Blu dove ho fatto 3 anni e lì sono arrivato che erano in D, poi abbiamo fatto al secondo anno un grande percorso, una grande cavalcata dove abbiamo vinto i playoff e siamo saliti di categoria. Dopodiché sono andato all'Arcade Calcio 5, la società dove ero fino all'anno scorso e abbiamo vinto subito il primo anno abbiamo vinto la Coppa Veneto e siamo saliti di categoria e l'anno scorso per poco andavamo ai playoff, quindi diciamo che questo è stato il mio percorso fino ad oggi nel calcio a 5. Adesso sono a Musile e spero di far bene anche qui, ecco. Tu come giocatore, abbiamo detto, sei un pivot, appunto, ma quali sono le tue caratteristiche principali? Come ti descriveresti in altre parole? Ma sicuramente porto la mia fisicità in campo, che sono 1,92 per 88 kg, quindi un pivot fisico che gioca a spalla alla porta, però piace anche girarsi, andare al tiro e quindi queste sono le mie caratteristiche principali, ecco. Tornando, facendo un passo indietro e parlando ancora della tua carriera, hai detto che appunto con il Mareno giallo-blu hai conquistato la C2, quindi la promozione, poi con l'Arcade Calcio a 5 hai trionfato in Coppa Veneto. A parte questi risultati molto importanti, certo, ci sono degli aneddoti particolari che ricordi con piacere. E nel mio passato sicuramente ho avuto la fortuna di avere sempre grandi gruppi, bei spogliatoi, come si suol dire, quindi tante amicizie costruite, portate, che ancora porto avanti. Penso che questo faccia la differenza, soprattutto ai nostri livelli, il gruppo fa la differenza e mi auguro, ma sono sicuro che troverò anche qui a Musile un ottimo gruppo. È fondamentale viversi anche il fuori non solo sugli allenamenti, sulle partite, ma condividere anche
altre cose, come possono essere delle cene, delle vacanze, altre cose, insomma, dove più ti vivi e più instauri quei rapporti, quelle confidenze che poi in campo comunque le riporti anche lì, ecco. Quindi non solo una squadra, ma un vero e proprio gruppo, dici tu. Sì, io questo penso che, ripeto, ho avuto la fortuna di trovare sempre grandi gruppi, quindi questo ho visto che fa la differenza poi. E penso sia fondamentale portare. Io porterò i miei valori sicuramente, però cercherò anche di instaurare, dal momento in cui non conosco i miei futuri compagni ancora non li conosco perché dobbiamo ancora iniziare, però spero di poter legare con tutti quanti e sarà sicuramente un piacere. Non vedo l'ora di iniziare, appunto. E le intenzioni sono sicuramente ottime. E dunque per averci parlato di sé e dei suoi obiettivi ringraziamo di cuore Diego da Ross, pivot dello Sporting Musile, per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi.